Questa struttura non è semplicemente una struttura, è fondamentalmente un elemento che simbolicamente ci identifica, quindi nel momento in cui è sorto il problema subito ci siamo messi all'opera. Abbiamo trovato nel dottor Foti una persona immediatamente disponibile e che ha compreso la problematica, che non è solamente, ripeto, di tipo strutturale, ma se vuoi anche di tipo culturale. Oggi è stato molto importante la sua visita, ci si è messa a disposizione. Già da domani partiranno dei lavori che verranno coordinati e gestiti dalla Protezione Civile per analizzare che cosa avviene sul sottosuolo, che potrebbe rappresentare la causa di ciò che è avvenuto. Da un'analisi attenta su ciò che sta avvenendo sul sottosuolo si procederà di conseguenza, sempre accompagnati dalla Protezione Civile e anche da quelli che sono gli organi, gli enti preposti al mantenimento di una struttura che è di valore artistico-culturale fondamentale, che non è strettamente di pertinenza e quindi non è nella disponibilità amministrativa del Comune, ma che il Comune vuole in tutti i modi salvaguardare proprio perché rappresenta l'identità stessa della mia gente.